Da una parte la voglia di ottenere la prima vittoria in campionato, i primi punti davanti al proprio pubblico, dall'altra il desiderio di riprendere subito la marcia dopo il primo brusco stop in campionato. Per una squadra il focus è interamente dedicato alla lotta a salvezza, per l'altra invece il sogno è per forza di cose, dopo un faraonico mercato estivo, quello dello scudetto. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatota. La quarta giornata del campionato di Serie A Tesis è Audace Calcio a 5 Verona Women Roma Calcio a 5. Le rossonere di Andrea Rossa hanno perso l'esordio sul campo dello Casa Falconara alla prima casalinga contro il CMB, per poi ottenere il primo punto con cuore e carattere sul campo del Montesilvano. Le neopromosse giallorosse di Seri Gaiardo, dopo una sessione di mercato che le ha proiettate gioco forza tra le big del campionato, hanno raccolto 2 vittorie nelle prime 2 uscite prima di conoscere una secca battuta d'arresto contro il CMB, e oggi dunque avranno tanta voglia di riscatto. Andiamo subito alla lettura delle formazioni dei 2 roster a disposizione dei tecnici. Da una parte l'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi, che oggi deve rinunciare alla squalificata Luana Puttov, con il numero 1 Verdù alla prima assoluta da capitano in rossonero, 7 Chiara Persano, 8 Ferrari, 9 Melissa Barban, 11 Giulia De Luca, 14 Ficeto, 20 Failla, 21 Greta Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 77 Evelyn, Luana Tosetto, 95 Santi. Per la Women Roma di Seri Gaiardo invece con il numero 1 Sestari, 2 Neroni, 4 Ceccobelli, 5 Tampa, 7 Farinelli, 8 Bertè, 10 Praticò, 11 Lucentini, 12 Vanelli, 14 Cortes, 21 Masini, 44 Vadalà. La terna arbitrale oggi presenta il Pala Lupatottina. Il primo arbitro è Denis Precai della sezione di Treviglio, il secondo Gioacchino Lattanzio di Collegno, al crono Alessio Briguglio di Brescia. È tutto pronto dunque, entrambe le squadre giocheranno non con la prima casacca, la seconda maglia, il secondo completo, quello da trasferta regolarmente, diciamo, per la Women Roma, che nel primo tempo attaccherà da destra a sinistra dei vostri schermi. Dall'altra parte, da sinistra a destra, Audace Calcio a 5 Verona, che invece utilizzerà oggi una maglia insolita, la terza maglia di questa stagione, giallo-blu, con una banda centrale orizzontale blu. Tutto è pronto dunque, si muoverà tra poco il pallone, lo batterà l'Audace Calcio a 5 Verona con sul punto di battuta Melissa Barban, per dare il là a quella che è l'ultima partita in programma, meno come orario di inizio di questa quarta giornata della Serie A Tesis. A 3 punti, a un punto scusate, l'Audace Verona dopo 3 giornate, a 6 invece dopo la sconfitta, dopo le prime 2 vittorie contro Tiki Taka e Lazio. Attenzione subito alla traversa da parte di Gabi Vanelli, subito dopo meno di 20 secondi, il primo grande pericolo per una delle 2 porte, nella fattispecie a quella di Verdù, diciamo, dopo la vittoria anche contro Lazio nel derby, la sconfitta netta in casa al Pala Pertini di Fiano Romano 4-6 contro il CMB. Torniamo in cronaca perché c'è già qualcosa da raccontare, c'è già una grande occasione da registrare, con la grande conclusione dal 3/4 offensiva giallorossa da parte di Gabi Stumer Vanelli, l'ex kick-off e Pescara, che ha calciato da fuori col suo mancino sempre insidioso, sempre pericoloso, vicino al terzo gol in stagione. Attenzione, sbaglia Sestari, non riesce però a organizzarsi per la battuta verso la porta, rimasta sguarnita Melissa Barban. Provano lo scambio poi Bertè e Cortes nello stretto, il tiro poi dell'ex Tiki Taka, uno dei tanti nuovi arrivi della scorsa estate della società del presidente Orlandi, che ha calciato poi con un destro un po' schiacciato da fuori, palla in diagonale che ha attraversato tutta l'area di porta e si era perso addirittura in fallo laterale, laterale battuto dall'Audace Verona. Con la palla già persa, già riconquistata dal Women Roma in zona offensiva, con lato sinistro del fronte offensivo. Cortes batte Vanelli, la deviazione e sfortunatissima il vantaggio della Women Roma dopo 1 minuto e 18 secondi. Sfortunatissima in questo caso
Marta Verdù, prima salvata dalla traversa sul tiro della stessa Gabi Vanelli, e poi in questo frangente invece direttamente dalla battuta dell'out a sinistra da parte di Leti Cortese, il tiro di Gabi Vanelli, la deviazione, se non vado errato, da parte di Greta Maretti, e la palla che va la traiettoria del pallone che va a spiazzare completamente Marta Verdù-Agnon e va a depositarsi alle sue spalle, alle spalle del portiere spagnolo, alla seconda stagione in rossonero. Dicevamo in apertura di cronaca, oggi alla prima da capitano in assoluto per lei, che da quest'anno è diventata vice capitano, oggi capitano per effetto della squalifica di un turno combinata a Luana Puttoff per l'espulsione rimediata sabato scorso al Pallaroma di Montesilvano, appunto contro il Montesilvano Futsal Club. E in questo frangente molto sfortunata Marta Verdù si insacca il pallone per il vantaggio della Women Roma dopo 2 minuti di gioco. La rete di Vanelli, il terzo stagionale dopo la doppietta alla Lazio, sempre in trasferta. I gol della ex kick-off, e Pescara praticò Bertè verso Cortese, che torna ancora da Bertè, ha un po' di spazio la numero 8 che allarga nuovamente per Vanelli, al manovra di accerchiamento, il tocco, l'ultimo è di Melissa Barban, attenzione, anzi è Natascia Barban, la palla verso la gemella anticipata da Sestari, che può far ripartire già l'azione della Women Roma con Cortese che allarga tutto per Bertè, su di lei in attesa Greta Maretti, il diagonale di Bertè che attraversa tutto lo specchio di porta, non inquadra lo specchio della porta difesa da Verdù, non ne riesce nemmeno ad arrivare all'appuntamento sul secondo palo la stessa Leti Cortese, che aveva sapientemente, intelligentemente aperto il fronte del gioco da destra a sinistra, lato lato, per l'ex compagna in maglia tiki-taka. Bella scambio tra Maretti e Barban, ancora Barban, Melissa Barban che cerca il suggerimento centrale perfettamente in orizzontale rispetto alla propria posizione, la attendeva leggermente arretrata Evelyn, giocatrice che ha regalato settimana scorsa con la rete a 1 secondo dalla sirena il primo punto stagionale alla squadra di Andrea Rossi, già costretta oggi a rincorrere. Ancora un'ispiratissima in questi primi 3 minuti scarsi di gioco Gabi Vanelli, che dopo una traversa, dopo il gol del vantaggio, con l'aiuto decisivo di una deviazione, gol comunque tutto suo, è andata nuovamente alla conclusione con un sinistro stretto, dopo un bel doppio passo sinistro stretto verso il primo palo, troppo stretto però, si è spento sul fondo. Dall'altra parte un improbabile tentativo al volo di Mancino direttamente sul rinvio di Verdù da parte di Greta Maretti, che si è perso direttamente in fallo laterale, già battuto dalla Roma con Bertè, che allarga bene verso l'altra ex falconara Praticò che calcia, la deviazione di Natascia Barban sarà calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo giallorosso della squadra di Sely Gaiardo, al secondo anno in giallorosso dopo la trionfale scorsa stagione in Serie B. Attenzione ancora Vanelli, centrale questa volta molto brava di riflesso Marta Verdù, provano poi ad uscire con un triangolo Luana, Evelyn Tosetto e Barban. Natascia Barban, non si intendono le due, non riesce dunque ad estendersi l'azione dell'Audace Verona, a distendersi efficacemente, e dunque torna in possesso occupando stabilmente la metacampo offensiva, la metacampo di difesa rossonera, scusate, la Women Roma, che però in questo caso va a perdere il pallone per un passaggio troppo arretrato da parte di Vanelli verso Praticò. Verdù esce dalla propria area di competenza per ricevere il passaggio da parte di Evelyn in fase di disimpegno, di possesso dal basso, di costruzione dal basso per la formazione di Rossi. Nel frattempo entra sul parquet anche la numero 2 Federica Neroni. Primi minuti sul parquet anche per lei, fortunata in questo caso ad uscire dalla pressione Tampa, che anche lei è appena subentrata. Attenzione all'azione di Evelyn Tosetto, attenzione ancora Evelyn che calcia, bellissimo scambio tra Natascia Barban e Evelyn Luana Tosetto, le due marcatrici della scorsa sfida della settimana scorsa per la squadra di Andrea Rossi, per l'Audace Verona, a segno nel 2-2 del Pallaroma di Montesilvano. Grande conclusione poi con il
mancino da parte di Evelyn, non potentissima, precisa verso il primo palo, brava con i piedi Sestari. Ancora la palla recuperata questa volta da Melissa Barban, che cerca la gemella, che si attarda però nel controllo, viene fermata in ripiegamento difensivo da Tampa. Apprezzabile comunque la reazione dell'Audace Verona, bellissimo scambio in velocità. Evelyn, Natasha Barban Evelyn al tiro, la numero 77, classe 2003, ex Unidep Patobranco, di sinistro verso il primo palo. Grande parata di Sestari con i piedi. Attenzione poi al tentativo da parte di Greta Maretti, che colpisce in pieno. Un'altra subentrata, Ilaria Ceccobelli, capitano oggi, classe 2001, capitano della Women Roma, oggi sul parquet. Va a sincerarsi delle sue condizioni il primo arbitro oggi presente al palio Patotina, Dennis Precai della sezione di Treviglio. Tutto ok, cenno d'assenso da parte della numero 4 giallorossa. Poi Evelyn che va direttamente verso Sestari, che controlla e va a far ripartire l'azione delle compagne. Attenzione a Bertè che serve. Tampa. Sembrava l'ultimo tocco da parte della giocatrice giallorossa nel rimpallo con la difendente dell'Audace Verona. Oggi sarebbe quasi più corretto parlare di giallo-blu. Comunque calcio d'angolo per la Roma, con l'Audace ancora prova ad uscire. Attenzione ancora a Bertè, Bertè che si ricava lo spazio per il destro, ammortizzato da Evelyn, e poi Verdù che cerca di rilanciare Ficcetto, anticipata da Sestari, che poi chiede scusa ai tifosi che hanno rischiato di essere colpiti dal suo rinvio, dal suo rilancio d'alleggerimento per appunto fermare l'azione di Ficcetto. Evelyn prova direttamente, diciamo, un tiro cross dalla battuta della rimessa laterale dal lato destro del fronte offensivo dell'Audace Verona. Battuta della rimessa da parte di Beatrice Ferrari, subentrata anche lei. Primi minuti anche per lei sul parquet del Palio Patotina oggi. Bertè molto bene a recuperare pallone, a far ripartire l'azione delle compagne. Tampa, Neroni ancora indietro da Tampa, ha già ruotato molte giocatrici a propria disposizione. Seri Gaiardo ha già fatto entrare appunto Neroni, Ceccobelli e Tampa rispetto al starting five. Rimangono solo, oltre a Sestari, Adrieli, Bertè, che ora però va a guadagnare la panchina, quindi è totalmente diverso il... Anzi no, perché rientra Gabi Vanelli al suo posto, la fin qui match winner della sfida. Ferrari un po' in difficoltà sulla pressione da parte di Federica Neroni, classe 2002. Guadagna comunque la rimessa laterale. Ficcetto controlla bene, viene poi però fermata la sua azione da Ceccobelli. Gabi Vanelli, Tampa ancora verso Vanelli che si accentra, guadagna le zone centrali del campo. Tampa va a parare molto bene Verdù, grande azione in tandem tra Vanelli e Tampa. Vanelli poi preziosa, preziosissima anche sul lato opposto del campo, sul fronte difensivo, a fermare, a stoppare la corsa di Ficcetto, a proteggere il pallone che esce sul fondo, e dunque rinvio dal fondo già operato da Anna Carolina Cagliari Sestari, autentica protagonista dello scudetto dello scorso anno dell'Occasa Falconara, con una doppietta addirittura da portiere decisiva nel 4-3 finale sul Pescara, appunto nella finale scudetto dello scorso giugno. Uno dei tanti innumerevoli trofei della carriera di questo grandissimo portiere. Malinteso tra Ficcetto e Maretti, può ripartire Vanelli, la più ispirata, la migliore in campo fin qui, decisamente, non solo per il gol ma anche per la traversa, per un'altra grande occasione con una parata. Attenzione ancora a Vanelli che ha spazio, Vanelli, gran dribbling, Vanelli verso il gol da parte di Ceccobelli al 7° minuto, il raddoppio del Roma con Ilaria Ceccobelli, è il secondo gol stagionale per lei dopo quello realizzato domenica scorsa al Palapertini nel match perso contro il CMB, il 2-0 realizzato dal capitano giallorosso classe 2001, e dunque al 7° minuto ancora con grande ispirazione da parte di Gabi Stumer Vanelli il gol del 2-0. Attenzione a Tampa che recupera palla in zona offensiva sul pressing
fruttuoso ai danni di Evelyn, calcia però fuori con il destro. Parte il conteggio per il rinvio da parte di Marta Verdù, che rilancia lungo verso Maretti, che controlla molto bene. Maretti si porta però sul mancino, va a calciare la respinta proprio di Ceccobelli a concedere il corner. E il tentativo poi con Barban che non riesce a coordinarsi. Melissa Barban non riesce a coordinarsi, ad indirizzare alle spalle di Sestari sulla battuta del corner direttamente di Natascia, della gemella Natascia. E dunque altra occasione che sfuma per l'Audace Verona, che diciamo già in questo avvio, anche se è passato poco e il match è ancora molto aperto, sicuramente sta dimostrando un spirito e un atteggiamento ben diverso rispetto a quello mostrato 2 settimane fa, 2 domeniche fa, nella prima casalinga di questa stagione, la sconfitta 0-9 contro il CMB Futsal Team di Massimiliano Neri. Un atteggiamento invece oggi che ricalca quello offerto, presentato nella sfida pareggiata 2-2 a Montesilvano sabato scorso, nell'anticipo della terza giornata. Già 2 occasioni importanti per l'Audace Verona, nonostante i 2 gol subiti da parte di Vanelli e Ceccobelli. Sicuramente apprezzabili i tentativi offensivi, i tentativi dalle parti di Sestari, da parte della squadra di Rossi, prima con Evelyn, grande parata del numero 1 ex Falconara, e poi questo tentativo sotto porta con Melissa Barban, che non è riuscita a raccogliere l'invito della gemella Natascia dal corner per indirizzare da praticamente 0 metri. Attenzione poi al colpo di testa da parte di Ceccobelli, persa, sfuggita ai radar difensivi dell'Audace Verona. Il bel rilancio, il bel servizio sulla sua testa da parte di Sestari, appunto il colpo di testa da posizione defilata di Ceccobelli, che però in anticipo su Verdù è andato comunque a sfiorare il gol dello 0-3 con conclusione che ha colpito il palo esterno. Non controlla poi Natascia Barban il rilancio con le mani da parte di Marta Verdù Agnon, rimessa laterale di cui si incaricherà un'altra subentrata, Francesca Lucentini. Cortés, Vanelli, ancora Cortés, 11 minuti e 20 secondi al termine del primo tempo. Errore di Lucentini, ha capito tutto Barban, Natascia Barban che calcia, tentativo proprio stoppato poi da Lucentini, che va a rimediare al proprio errore. Una deviazione che accomoda, smorza la conclusione di Natascia Barban, appunto la accomoda tra le braccia di Sestari, che evita anche il corner. Cortés all'indietro da Praticò, che allarga tutto, anzi no, torna a sinistra da Cortés. Larga ora per Lucentini, che serve Vanelli, su di lei in pressione Maretti, ne va sempre via Vanelli. Poi c'è l'intervento risoluto da parte di Melissa Barban, che va a rilanciare l'azione dell'Audace Verona. La palla verso Maretti, costretta leggermente a stoppare l'azione per arretrare un attimo, ad attendere il pallone. Buona comunque la sortita, il break offensivo da parte di Melissa Barban, ex giocatrice al pari della sorella di Dream 5 Due Ville Infinity, arrivata appunto alla corte del presidente Alessandro Betteghella appunto nella scorsa sessione di mercato assieme alla gemella Natascia. Ancora Melissa Barban, anticipata a secco questa volta da Cortés, che va a perfezionare il disimpegno con l'aiuto di Sestari. Tampa, gran palla per Lucentini, cerca di servire all'indietro Praticò, la ferma e guadagna anche il rinvio dal fondo Melissa Barban, anzi Natascia Barban. Evelyn in pressione su di lei, vincente Cortés, perché la brasiliana classe 2003 è costretta a lanciare il pallone ed alleggerire la pressione mettendo fuori. Tra 6 secondi saremo esattamente alla metà del primo tempo, della prima frazione di gioco al Pala Lupatotina. Audace Verona 0, Women Roma 2, le reti di Vanelli e Ceccobelli. Lucentini, Cortés, cerchio di centrocampo a sinistra per Tampa, l'ex Bitonto fermata secca da Evelyn, che rilancia l'azione, molto brava ancora l'ex Unidep Prato Branco. Su di lei però poi c'è il recupero da parte di Tampa e poi il
disimpegno direttamente fuori in fallo laterale concesso all'Audace Verona da parte di Sestari. Evelyn all'indietro da Barban che prova Natasha Barban con il destro senza impensierire più di tanto Sestari. Comunque un'altra occasione all'interno dello specchio della porta da annotare per l'Audace Verona. Tampa se ne va alla diretta avversaria, cerca poi il suggerimento centrale per Leti Cortés, anticipata in un primo tempo da Evelyn, recupera poi l'ex Falconara, tra le altre ultime esperienze appunto, anche lei scudetto lo scorso anno con l'Ocasa. E poi ancora il recupero difensivo vincente, il pressing vincente da parte di Melissa Barban su Praticò, e a 9 minuti e 6 secondi dall'intervallo il time out chiesto da Andrea Rossi, che comunque avrà apprezzato, credo, il primo quarto, poco più di gara delle proprie giocatrici, nonostante il doppio svantaggio per effetto delle reti di Vanelli e Ceccobelli. Avrà comunque apprezzato il tentativo di risposta e di reazione delle proprie giocatrici. Dall'altra parte Gaiardo comunque sicuramente tranquilla, sta anche già facendo ruotare molte giocatrici di movimento del proprio roster. Andiamo a dare un'occhiata al quadro della quarta giornata della Serie A Tesis 2025-2026 che si è aperta ieri con le vittorie del Bitonto sul campo della Lazio 4-0, del Tiki Taka sul Monte Silvano nel derby abruzzese 3-0 e 3-2 nel big match d'alta classifica tra CMB e Falconara, le due squadre che prima di questo turno erano a punteggio pieno. Ora invece è rimasto da solo il CMB, 3-2 appunto per la squadra di Massimiliano Neri, ora 12 punti in battuta. Falconara di Giulia Domenichetti che resta invece fisso, fermo a quota 9 punti. Oggi alle 15 kick-off Molfetta, che l'ultimo aggiornamento ne danno sul 3-2 per la formazione lombarda di casa. Alle 15:30 ha avuto il via anche Cagliari Altamura con il 2-0 esterno della formazione pugliese in Sardegna. Alle 16 appunto altro 2-0 esterno che sta maturando per il momento tra Audace Calcio a 5 Verona e Women Roma Calcio a 5. Le reti appunto, dicevamo, lo ricordiamo, da parte di Gabi Vanelli e di Ilaria Ceccobelli. Sicuramente decisiva una deviazione sul tiro di Vanelli, vedo certi tabellini che danno autorete, ma sicuramente decisiva la deviazione sul tiro di Vanelli, ma ciò non toglie la maternità della rete proprio alla giocatrice con la maglia numero 12. A mio avviso almeno mi sentirei di assegnarle decisamente la proprietà del gol che ha sbloccato la gara dopo meno di 2 giri di lancette qui al Palio Rupatotina. È cominciato il match, diciamo quarta giornata della Serie A Tesis Neroni, cerchio di centrocampo, cerca il movimento delle compagne, un attimo di defiance sull'azione, sulla opzione da considerare. Poi il colpo di testa da parte di Neroni, un pallone non facile da controllare proprio sul lancio di Tampa, e dunque pallone che si perde sul fondo. L'ultimo tocco è stata proprio della giocatrice numero 2. Maretti riceve e va a spedire però direttamente fuori dopo il pressing vincente proprio di Federica Neroni. Ferrari sbagliano le due, attenzione al tentativo da parte di Silvia Praticò, disinnescato molto bene in due tempi da Marta Verduagnon. Palla persa in zona sanguinosa da parte dell'Audace Verona, con Evelyn e Santi che non hanno perfezionato nel migliore dei modi il disimpegno, anzi scusate, Ferrari, Evelyn e Ferrari che non hanno perfezionato il disimpegno, e dunque Praticò che si è impossessata del pallone a pochi passi dalla porta di Verdù. Resiste al pressing di Natasha Barban Tampa, va a saltare poi un paio di avversari, azione Praticò ancora a sbarrare la strada a Verdù, il tentativo poi di Tampa su cui questa volta c'è l'interdizione da parte di Ferrari. Va poi a rifugiarsi in fallo laterale l'Audace Verona. 7:48 ancora da giocare, è uscita meglio dai blocchi dopo il time out, dopo il break tecnico chiesto da Andrea Rossi, la Women Roma. Attenzione al colpo di testa da parte di Neroni, quasi inavvertitamente ha colpito il pallone sulla rimessa laterale battuta da Cortés, raccoglie e rilancia l'azione delle compagne Verdù. Praticò ferma in un primo tempo Natasha Barban, raccoglie
Ferrari direttamente all'indietro da Verdù che lancia lungo in una zona in cui c'è solo Federica Neroni che può controllare e proteggere l'uscita del proprio portiere Sestari, che poi va ad accontentarsi dell'invio dal fondo. Tampa guadagna nuovamente metri, guadagna la metà campo offensiva la Women Roma. Bertè ancora da Neroni che allarga sulla sinistra per Praticò, che cerca di prima intenzione Bertè, prova a partire Maretti, l'ultimo tocco è proprio di Adrieli. Bertè che concede il fallo laterale, nuovo cambio poi per Seri Gaiardo che toglie Praticò, inserisce la giocatrice, autrice della rete dello 0-2, Ilaria Ceccobelli, secondo gol stagionale dicevamo, mentre per Vanelli si trattava del terzo dopo la doppietta alla Lazio alla seconda giornata, quindi tutte reti esterne. Fin qui non ha segnato nelle due partite casalinghe, vinta 2-1 sul tiki-taka, quella volta fu decisiva la doppietta di Tampa con il gol del definitivo 2-1 arrivato proprio in extremis a pochissimi secondi dalla sirena finale, e 4-6 con il CMB. Attenzione al tentativo da parte di Evelyn che va ad incespicare sul pallone, da segnalare che non è stato ancora fischiato nessun fallo, nessuna delle due squadre. Attenzione a Bertè che prova a ripartire, era ripartita molto bene Neroni che aveva servito Bertè, e ora Precai che va a redarguire, a richiamare a una maggior calma Andrea Rossi, che si lamentava per una carica irregolare ai danni di Evelyn, sicuramente sbilanciata alle spalle ma sembrava in modo regolare, poi è andata ad incespicare o comunque a cadere dopo aver impattato non nel migliore dei modi con il pallone. Non mi sento di definirlo un errore arbitrale questo, anzi una corretta decisione da parte della coppia arbitrale. Precai Lattanzio, recupera palla l'Audace Verona con Melissa Barban fermata da tandem Neroni-Vanelli. È proprio il numero 12 che mette il pallone in fallo laterale. Entra anche Claudia Masini. Ferrari allarga per Maretti, nuovamente verso Melissa Barban. Sul percorso del pallone però sulla traiettoria c'è Evelyn che va a stoppare il passaggio da una compagna all'altra, da Maretti a Melissa Barban. È entrata dunque anche numero 21 Claudia Masini, classe 2005, ex Città di Capena alla Roma dal 2023. Vanelli cerca di azionare il mancino in surplus, la attende Maretti. Ora Ceccobelli verso Vanelli, Bertè cerca di accentrarsi, azionare il destro, ancora Masini. Buona azione della Roma con una lunga fase di possesso palla in zona offensiva nella metà campo dell'Audace Verona. Ora è Vanelli che chiama direttamente Sestari alla salita, palla al piede. Sestari che guadagna la metà campo e può fungere da quinto di movimento, una sorta di quinto di movimento, guadagnando appunto stabilmente e stazionando nella metà campo offensiva. Attenzione a Bertè, la palla dentro, la deviazione da parte di Ferrari che concede solamente il calcio d'angolo alla Roma, la Women Roma, che dunque procederà alla battuta di un corner con Gabi Vanelli dal lato destro del fronte offensivo giallorosso. All'indietro per Ceccobelli con la suola per Bertè che calcia, il suo tiro è fermato da Masini stessa. Sfortunato in questo caso l'ex tiki-taka Adrieli. Bertè, italo brasiliana classe 95. Attenzione a Maretti che cerca sul lato opposto Melissa Barban che comunque controlla in qualche modo, ma poi a servire però all'indietro fuori misura Ferrari, palla che rotola direttamente dalle parti di Evelyn che cerca poi la verticalizzazione per Barban. In qualche modo il pallone arriva alla numero 9 che poi però è l'ultima a toccare sulla pressione di Gabi Vanelli. Siamo entrati nell'ultimo quarto di questo primo tempo, 4:52 al termine. Permane il punteggio maturato nei primi 7 minuti di gioco per effetto delle reti di Vanelli e Ceccobelli. 0-2. Vanelli salta secco Ferrari. Vanelli che mette il pallone poi in mezzo, avendo guadagnato una posizione forse troppo laterale, troppo defilata per andare al tiro diretto. Ha fermato Verdù che poi ora con i piedi va a respingere il tiro di Ceccobelli che cercava il gol che le poteva valere la doppietta personale. Esce Ferrari, rientra Natasha Barban di nuovo sul parquet assieme le due gemelle Barban ex Infinity. Ceccobelli
Vanelli che aveva battuto la rimessa laterale, è tornata in possesso del pallone. Cecobelli cerca di servire poi dal lato opposto Bertè, tagliando da sinistra a destra, pallone che sfila sotto le gambe di Barban, Melissa, e poi direttamente però in fallo laterale per l'Audace. Non ci sono state deviazioni, proprio Melissa Barban che riceve dal fallo laterale battuto da Maretti, si destreggia bene, serve poi però dopo aver lavorato bene il pallone fuori misura la gemella Natascia. In controtempo Masini ha battuto la rimessa laterale a favore di Adrieli Bertè. Cecobelli, ancora Bertè. Vanelli, attenzione al campo di spazio, numero 12, Vanelli con il destro questa volta, è un gran gol della assoluta migliore in campo, 17esimo, 0-3. Gran gol della 12, ex Lazio, Kickoff e Pescara, classe 2000. Grande conclusione con il destro questa volta, piede debole in teoria, non l'ha dimostrato in questo caso. Abbiamo anche potuto apprezzare il replay grazie alla regia curata dal nostro Filippo Piovesan. Attenzione poi a il tentativo proprio di Praticò, questa volta brava in due tempi a parare Marta Verdù, a evitare lo 0-4 e ad evitare la terza rete stagionale di Praticò. Vanelli che con questo secondo gol personale in questo pomeriggio al Pala Lupatotina è andato a firmare la quarta rete e dunque è diventata la miglior marcatrice della squadra di Sely Gaiardo. Appunto 2 reti nella trasferta, si fa per dire, sul campo della Lazio della seconda giornata, e 2 reti in questa trasferta veneta di questa quarta giornata. 2 doppiette per il momento e quindi 4 gol stagionali. Sopravanza Tampa, ferma per il momento a 3. È proprio Tampa in possesso palla, larga a Leti Cortés verso Praticò verso Neroni, fermata da Maretti che tocca provvidenzialmente il pallone per spedirlo in calcio d'angolo, evitando quello che sarebbe stato il più semplice degli appoggi. La porta è rimasta praticamente sguarnita per Neroni. Cortés dal calcio d'angolo, il tiro di Tampa, c'è stata una deviazione non ravvisata né da Precai né da Lattanzio e dunque si riparte con un livello del fondo. Sembrava esserci stata la deviazione sul gran tracciante da parte di Tampa, poi Maretti che con il suo mancino sempre apprezzabile va a cercare sul secondo palo Natascia Barban, una deviazione e rimessa laterale in favore dell'Audace Verona dal lato destro del fronte offensivo rossonero. È proprio Natascia Barban a procedere alla battuta della rimessa laterale, a servire all'indietro Evelyn Luana Tosetto e poi Maretti che va a perdere palla però sulla pressione di Cortés. Sestari guadagna ancora metri, ancora verso Cortés, su di lei il fallo da parte di Natascia Barban, e a 2 minuti e 29 secondi dal termine della prima frazione di gioco arriva il primo fallo di questa partita, fischiato appunto all'Audace. 1-0 quindi questo conteggio, quello delle irregolarità commesse dalle due squadre. 3-0 invece esterno per la Women Roma di Sely Gaiardo, il punteggio che conta al Pala Lupatotina. Doppietta di Gabi Vanelli, rete di Ilaria Cecobelli. Neroni riceve da Tampa, torna da lei Cortés, ancora Tampa, grande controllo, poi però fermata molto bene da Natascia Barban con la suola verso Santi, rimasta però un po' più avanzata. Brava poi Santi a recuperare su Praticò, un po' di confusione, fase non ordinatissima della contesa, e poi a mettere un po' di ordine, a rallentare sapientemente il ritmo. Tampa, ancora Lediane Marcolan che poi allarga male però verso Cortés, guadagna un po' di metri. Ora Santi che è però 1 contro 3, molto brava però a temporeggiare, a tornare indietro da Evelyn che cerca Maretti, intercettato il servizio da Praticò che cerca poi di azionare la sovrapposizione di Leti Martin Cortés. Senza fortuna l'intervento della stessa Evelyn Luana Tosetto che va a mettere il pallone in fallo laterale proprio davanti alla panchina rossonera.
il tiro poi da parte di Tampa, grande parata da parte di Verdù, un po' di confusione poi nella retroguardia rossonera con il tentativo poi di fuga da parte di Melissa Barban, trattenuta vistosamente e decisamente in modo irregolare da parte di Federica Neroni. È lì a 2 passi Dennis Precai e fischia il fallo, il primo fallo della Women Roma. 80 secondi al termine del primo tempo, 1 minuto e 20 con Santi in possesso palla, iniziato da Verdù che rilancia verso Maretti, il tocco è di Neroni, palla che sfila direttamente dalle parti di Sestari, anticipata dalla propria compagna da parte di Tampa, che non vuole perdere tempo, vuole giocarsi a meglio gli ultimi 60 secondi di gioco. Praticò, spalla alla porta, su della pressione di Evelyn, ancora Praticò, non perde palla, la classe 2002 ex Ocasa Falconara. Neroni torna proprio da Praticò, un po' di spazio, su della impressione si alza in modo vincente Natasha Barban, che dopo questa ottima giocata difensiva proprio davanti alla panchina di Andrea Rossi riguadagna quella stessa panchina, cedendo il posto alla gemella Melissa. Tampa, Cortés, fermata da Maretti, ancora Greta Maretti, iniziato da Verdù, rilancio lungo da parte del portiere spagnolo, classe 99, che si perde in fallo laterale. Cortés è indietro da Tampa, Neroni, ancora Cortés, allarga ancora per l'ex Bitonto e tiki-taka Lediane. Marco Lantampa a spazio con il destro, stavolta lo alza troppo sopra la traversa, aveva guadagnato con maestria, con eleganza e grande velocità spazio per andare a calciare con il destro, alzandolo però troppo sulla traversa della porta difesa da Verdù. Evelyn in orizzontale, anzi scusate, in verticale per Santi. Molti minuti in questo primo tempo sulle parquet per Federica Santi, arrivata in estate dal Boca Juniors, anche ex Cuspadova, la classe 95. È stato poi un tentativo direttamente dalla propria metà campo da parte di Tampa, con Verdù un po' in difficoltà, non proprio ortodosso il suo intervento a concedere la rimessa laterale a favore della Roma. Altro tentativo un po' così estemporaneo da parte di Tampa, che va a spedire direttamente in fallo laterale. Su questo tentativo, che si esaurisce il primo tempo, termina la prima frazione di gioco al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. Audace calcio a 5 Verona e Women Roma calcio a 5 vanno all'intervallo con il vantaggio 3-0 esterno della squadra di Seri Gaiardo, doppietta di Gabi Vanelli e rete a metà appunto tra le due reti di Gabi Vanelli per il momentaneo 0-2 da parte di Ilaria Ceccobelli. A tra poco per la ripresa, sempre qui, sempre sul canale YouTube ufficiale della divisione calcio a 5.
Bentornati dal Palio Lupatotina di San Giovanni Lupatoto, dove Audace Verona e Women Roma stanno per dare il via alla seconda frazione di gioco. Primo tempo che si è chiuso sul vantaggio 3-0 esterno della squadra di Seli Gaiardo, doppietta di Vanelli, le due reti inframmezzate dalla realizzazione, dalla marcatura di Ilaria Ceccobelli. Sono 4 reti in campionato per l'ex kick-off con la doppietta odierna, 2 per Ceccobelli. Subito Vanelli che cerca di destreggiarsi sulla pressione di Natascia Barban, scusate, ogni tanto le continuerò a confonderle, chiedo scusa in modo preventivo. Calcio d'angolo in favore del Roma con Ceccobelli che calcia potente di prima intenzione sul corner battuto proprio da Vanelli, palla alta sulla traversa, poi bello scambio tra le due gemelle da Natascia Barban, palla di ritorno proprio alla 9, bello scambio tra la 9 e la 26 con la stessa Melissa Barban, poi che però va a allungarsi troppo il pallone, che finisce dunque in fallo di fondo protetto da Sestari, è già battuto. Cambio tra i pali per Andrea Rossi per questo secondo tempo, e vedevamo infatti nel corso dell'intervallo scaldarsi con insistenza e intensità Lucia Zardini, dunque l'estremo difensore classe 2007 dell'Audace Verona che va a prendere il posto tra i pali per questo secondo tempo. Non sappiamo se per Verdù, attenzione al rischio clamoroso autorete da parte di Melissa Barban, tutta sola sul tentativo da parte di Ceccobelli. Attenzione poi a Vanelli, davvero ispiratissima oggi Gabi Stumer Vanelli, altro mancino infuocato dalla distanza. Grande parata questa volta da parte di Zardini, prima vera parata del suo match, raccoglie poi il pallone con le proteste di Praticò che chiedeva calcio di punizione in diretta, va ancora a lamentarsi all'indirizzo del secondo arbitro Gioacchino Lattanzio, sezione di Collegno, perché reputava un retropassaggio quello raccolto con le mani da Zardini, quindi voleva una punizione in diretta. Non era ovviamente dello stesso avviso Lattanzio. Dunque Zardini già chiamata un paio di volte in causa, sempre da Vanelli, ora anche da Bertè. Altra grande parata del portiere classe 2007, grande protagonista del futsal di casa nostra, giovanile, almeno come grande futuro prospetto del nostro movimento, il movimento femminile italiano del calcio a 5. Under 19 di Arianna Pomposelli ha vinto tutto sia a livello di squadra che a livello individuale, miglior portiere di Final Four scudetto e Coppa Italia più volte, soprattutto nella magica stagione 23-24 che ha visto la formazione giovanile rossonera vincere tutto, il triplete che anche testimoniato e raccontato dal festone presente proprio al centro del campo del Palio Lupatotina. Triplete Under 19 23-24, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e scudetto. Poi Supercoppa Italiana bissata anche lo scorso dicembre 2024 qui al Palio Lupatotina con un 5-0 secco al Bitonto. Resta comunque in zona offensiva la Women Roma con diverse conclusioni delle parti di Zardini. Partita meglio la squadra di Gaiardo in questa seconda frazione, con un'Audace che deve ancora organizzarsi. Praticò calcia, Maretti, pallone che si impenna, brava poi Zardini a alzare sopra la traversa un pallone insidioso, davvero velenoso. È rimasta a terra, se non vado errato, Praticò. Dopo anzi no, Praticò è in piedi. Cerco di capire di chi si tratta, forse la stessa Vanelli, Gabi Vanelli, fin qui senza dubbio la migliore in campo della gara. 2 reti, un assist e quindi ispiratrice diretta e indiretta di tutte le marcature della squadra di Seli Gaiardo, e davvero
a più riprese pericolosa dalle parti prima di Verdù e poi di Zardini, anche in questo scampolo di ripresa, gran destro al volo poi di Praticò direttamente dalla battuta del corner, una deviazione, calcio d'angolo dalla stessa parte, lo batte Tampa, all'indietro da Bertè, uscita Vanelli che cercherà di recuperare al meglio dopo lo scontro di gioco di poco fa, rimpiazzata proprio da Lediane Marcolan per tutti Tampa, l'ex Bitonto, classe 91. Bertè all'indietro proprio da Tampa, sul parquet anche Ceccobelli e Praticò per Seli Gaiardo, oltre ovviamente a Sestari. Grande giocata da parte della Women Roma con la pisata di Praticò verso Ceccobelli, è stata probabilmente la deviazione di Maretti, forse prima del tentativo di Ceccobelli, che ne è dunque uscito svirgolato direttamente sul fondo. Si era partiti con una rimessa dal fondo, battuta operata da Lucia Zardini, palla già recuperata però dal Women Roma, che ha aggredito l'Audace Verona in questo avvio di ripresa senza permettere alla squadra dei rossi per il momento di organizzare una reazione e un tentativo proprio di alleggerimento della pressione della squadra giallorossa. Grande aggressione, grande pressing da parte della squadra di Gaiardo. Attenzione, bella giocata di Evelyn, palla per Barban che non riesce però a dare potenza al proprio destro. Bella giocata di Evelyn che ha rotto un paio di linee di pressing da parte della squadra di Gaiardo. Ottimo break, ottima transizione per trasformare l'azione difensiva a offensiva per la squadra di Andrea Rossi. Palla poi offerta sulla corsa a Melissa Barban, che ha controllato non nel migliore dei modi, non è riuscita poi a dare potenza al proprio destro vicino dalle parti di Sestari, e poi il tentativo di Bertè con la puntata destra alto sopra la traversa, scuote la testa il numero 8 ex Tiki Taka, non contenta della propria giocata. Bella giocata dall'altra parte invece di Natasha Barban, fermata dopo aver saltato secco proprio Bertè sull'out di sinistra. Anticipa con la punta Sestari, che però si è fatta avanti e le ha sapientemente chiuso lo specchio di porta, ed è dunque andata a deviare, a concedere la rimessa laterale proprio a favore dell'Audace Verona. Natasha Barban, Maretti che va a colpire l'esterno della rete, il palo di sostegno della porta, la struttura di sostegno della porta sull'esterno però della parte sbagliata del palo. Tampa servita dalla neoentrata Neroni, primi secondi sul parcheggio verso Cortés, gran palla di Tampa, davvero illuminante, tocco con la mano poi assolutamente involontario e accidentale da parte di Neroni, questa volta poi con il petto ad anticipare Melissa Barban, mentre invece Natasha protegge la rimessa laterale sul tentativo di fuga sull'out di sinistra nel fronte offensivo giallorosso da parte di Adri Bertè. Rimessa laterale per Greta Maretti verso Natasha Barban, che torna dall'ex Bagnolo. Evelyn, la classe 2003 brasiliana, che guadagna la metà campo, cerca il suggerimento in verticale filtrante per la compagna Zardini, poi brava a disinnescare il tentativo di tiro cross da parte di Cortés. Riparte l'Audace Verona con Evelyn, Evelyn centralmente sulla sinistra per Maretti, con il destro verso Natasha Barban, che torna praticamente da Maretti involontariamente. Scarabocchiano un po' le proprie soluzioni offensive sia Maretti che Natasha Barban. Evelyn ha servito sul piede debole la compagna, che però non è riuscita ad andare nel migliore dei modi da la numero 26 in maglia giallo-blu, e dall'altra parte ancora Vanelli, ispiratissima, davvero un sinistro alla dinamite oggi, quasi sempre così, oggi veramente ispirata, ispiratissima, incontenibile, con condizione atletica, fisica e tecnica invidiabile oggi Gabi Stumer Vanelli. Tampa poi in diagonale con il destro, un pallone che attraversa tutta l'area davanti alla porta e si spegne sul fondo. Maretti, lungolinea per Melissa Barban, che controlla bene, all'indietro da Evelyn.
Evelyn con la suola da Zardini, che non può intervenire e ovviamente lo fa poi per evitare l'intervento di Neroni, che avrebbe potuto depositare in porta. Malinteso tra Evelyn e Melissa Barban, che ora va a cedere il posto a Ferrari. Era entrata nel frattempo anche al posto di Natasha Barban Santi, Federica Santi. Ora Beatrice Ferrari anche sul parquet, l'altra ex Boca Junior, classe 97. Calcio di punizione proprio dalla linea dell'area di porta, dalla posizione centralissima per la Women Roma. Sul punto di battuta sembrano esserci Vanelli e Tampa, che andrà proprio la numero 12 ex Kickoff, e Pescara. Vanelli per Tampa, si chiude bene la difesa dell'Audace Verona con Evelyn, e poi Tampa che va a calciare col mancino, non eseguita alla perfezione il calcio di punizione da parte della squadra di Gaiardo, e brava comunque Evelyn a rimediare al proprio errore che aveva portato appunto alla concessione di questo calcio di punizione indiretto. È stato uno schema a 3 con il tocco di Cortés per Vanelli, da Vanelli a Tampa, che però ormai aveva lo specchio chiuso, il campo chiuso direttamente dalla salita dalla barriera da parte di Evelyn Luana Tosetto, che ora allarga per Maretti. Gran controllo a seguire, fermata da Vanelli dopo che appunto Maretti aveva saltato Neroni. L'ultimo tocco poi secondo Precai è proprio dell'ex Bagnolo, e dunque proprio davanti alla panchina rossonera, oggi giallo-blu, di Andrea Rossi, la rimessa laterale per la Women Roma, con il tunnel di Tampa a Natasha Barban, ma il pallone fuori misura per Vanelli, che lo aspettava sul posto. Evelyn, Maretti, si alza ancora il pressing molto alto da parte della Women Roma. Evelyn anticipa però molto bene Tampa, riesce anche a resistere al tentativo di aggressione da parte sempre di Tampa. Attenzione a Cortés verso Tampa, grande giocata sull'asse Cortés-Tampa, e l'ex Bitonto va a firmare il quarto gol del proprio campionato al 7° minuto, come anche al 7° minuto del primo tempo aveva segnato il 2-0 Ceccobelli. Tampa va a firmare il 4-0 per la Women Roma. Recupero alto, uno dei tanti di questa seconda frazione di gioco della Women Roma sull'Audace Verona. La grande giocata di Cortés alla cieca, praticamente con gli occhi anche dietro la testa, con il mancino a servire la corsa di Tampa sul secondo palo, e l'ex Bitonto che deposita la porta sguarnita. Era stata saltata appunto dal passaggio di Leti Martin Cortés, proprio Zardini, e quindi Tampa che deposita in rete il 4-0. Dunque doppietta di Vanelli e reti di Ceccobelli e Tampa. Attenzione a Maretti, che ci prova con il mancino dalla media distanza. Ha capito tutto in anticipo, spostandosi alla propria sinistra e anticipando la battuta dell'avversaria, Ana Carolina Cagliari-Sestari, disinnescando la conclusione dell'ex Bagnolo. Neroni, Tampa, la giocatrice che ha appena realizzato il 4-0. Tampa toccata da Melissa Barban, resta in piedi, non c'è fallo concesso dai due arbitri, si resta solo 0-0 per quanto riguarda il conto delle irregolarità di questa seconda frazione di gioco. Nel primo solo 2 falli, uno per parte, arrivati tardi, tra l'altro negli ultimi minuti, negli ultimi 2 minuti e mezzo di gioco. Sestari ha un po' di spazio, aveva guadagnato la metacampo offensiva giallorossa, spazio concessole poi dalla difesa dell'Audace Verona. Ha provato con un destro fuori misura, con l'esterno invece ci prova Maretti a far correre lungo linea sull'out di destra Melissa Barban, destro, o meglio sinistro, con l'esterno che esce però male, e palla che esce davanti alla panchina giallorossa con la battuta da parte di Adri Bertè. Gabi Vanelli torna proprio da Bertè, la numero 8, che cerca di guadagnare metri, allarga lato da Vanelli, ancora da Bertè all'interno del cerchio di centrocampo. La sinistra presa ora Neroni, che va da Praticò, in anticipo Evelyn a mettere di nuovo in fallo laterale. 12 minuti e 8 secondi, non ci sono stati ancora
time out in questo secondo tempo. Avvicendamento ancora tra le due ex Boca Junior con Santi per Ferrari. Per quanto riguarda l'Audace Verona, Lucentini all'indietro per Vanelli da Bertè, passaggio non facilissimo da gestire per la numero 8, lo fa però molto bene. Ancora Praticò, brava Evelyn a non concederle spazio e a mettere in fallo laterale. Bertè calcia, poi Ceccobelli, sempre potente ma anche in questo caso non preciso, palla che si alza sopra la trasversale della porta difesa da Zardini, che ha rilanciato con la spalla, un intervento un po' estemporaneo. Melissa Barban, disimpegno in zona sarà sempre un po' pericolosa da parte dell'Audace Verona, che comunque riesce ad uscire dalla pressione della Women Roma. Maretti va a correre sotto lo sguardo attento da parte di Ceccobelli, cerca sul secondo palo Melissa Barban anticipata da Lucentini, e poi il tentativo da parte di Melissa Barban, che va a impensierire un destro un po' sporco ma davvero insidioso Anna Carolina Cagliari-Sestari, che si rifugia in calcio d'angolo alla propria destra. Lo batte Santi, non nasce nulla di buono però per l'Audace Verona, attenzione a Bertè dall'altra parte. Bertè che va a calciare in condizioni di equilibrio non ottimali e soprattutto da posizione eccessivamente defilata. Andando a provarci con il mancino in corsa, quella che si perde sul fondo. Santi, Evelyn, impressione Praticò, le concede la rimessa dal fondo, che andrà ovviamente ad operare Zardini con le mani. Rasoterra per Melissa Barban, si è inserita sulla traiettoria Lucentini, che con il proprio intervento, la propria deviazione va a favorire l'uscita di Sestari. Bertè allarga da sinistra a destra proprio per Lucentini, Francesca Lucentini, palla poi verso Bertè, che è l'ultima a toccare sulla pressione di Evelyn. 10 minuti e 40 secondi, primo break tecnico anche della ripresa, chiamato anche in questo caso da Andrea Rossi, che vuole riorganizzare le idee e le tattiche della propria squadra, della propria giocatrice, comunque ancora orgogliosamente in partita nonostante lo 0-4. Le reti dunque nel primo tempo di Vanelli e Ceccobelli, e ancora di Vanelli per la doppietta personale nella ripresa, il 4-0 firmato Tampa. Andiamo a dare uno sguardo agli altri risultati. Ricordiamo ieri gli anticipi, le prime 3 partite su 6 giocate di questa quarta giornata della Serie A Tesis, il 4-0 del Bitonto sul campo della Lazio e le vittorie interne del Tiki Taka sul Montesilvano nel derby abruzzese 3-0, e nel big match di giornata del CMB sul Falconara 3-2, sull'Ocasa Falconara 3-2, e oggi invece il 3-2 del kick-off sulla femminile Molfetta. Sta maturando lo stesso risultato ma a favore della squadra in trasferta a Cagliari, con la Soccer Altamura in vantaggio 3-2 sulle rossoblù sarde, e poi 4-0 appunto nel match che vi stiamo raccontando in diretta dal Pala Lupatotina per la Women Roma sull'Audace Verona. Ricordiamo le reti doppietta di Gabi Vanelli e reti di Ilaria Ceccobelli e Lediane Marcolan per tutti Tampa. Daremo poi conto anche del prossimo turno di campionato per Audace Verona e Women Roma, e visto che Audace Verona Women Roma è l'ultima partita ad aver preso il via e quindi l'ultima verosimilmente a terminare, sarà l'ultima verosimilmente a terminare di questa quarta giornata, andremo anche a dare uno sguardo alla classifica aggiornata dopo questo quarto turno di Serie A Tesis. Ha ripreso il match con la fuga da parte di Melissa Barban, che salta Bertè, poi frena, sterza, cerca dal lato opposto del campo la gemella Natascia, senza fortuna, palla che si perde in fallo laterale già battuto dalla Women Roma. Bertè, Ceccobelli, 10 minuti e 20 secondi, ci stiamo per avvicinare alla metà della ripresa, stiamo per entrare nella quarto finale del match. Evelyn, Maretti, gioco di gambe, perde poi il pallone Lucentini con la suola verso Bertè, ancora da Lucentini, ancora da Bertè, Bertè davanti a Zardini, bravissima
a fermarla. Grande scambio nello stretto tra Bertè e Lucentini, palla di ritorno dalla 11 alla 8 che perde forse l'attimo propizio per andare al tiro. Attenzione a Ceccobelli, ancora da Bertè, Bertè in qualche modo 5-0 nel modo più rocambolesco possibile. La battuta del corner da parte di Bertè, 5-0 all'11°. Era andata Bertè da Ceccobelli, che non aveva colpito nel migliore dei modi il pallone sul tentativo al volo con il destro, palla che però è tornata dalla stessa giocatrice Adrieli Bertè, che aveva battuto il corner dal lato sinistro del fronte offensivo giallorosso. Incredibilmente e colpevolmente ferma, immobile la difesa dell'Audace Verona, e Bertè che ha potuto depositare alle spalle di Zardini, questa volta un po' meno irreprensibile nel proprio intervento rispetto alla precedente occasione di qualche secondo prima, quando aveva sbarrato la strada, murato Bertè in modo ottimale. Davvero da applausi il suo intervento precedente, applausi che le erano stati tributati anche dal pubblico del Pala Lupatotina. Nel frattempo segnaliamo anche che per questi ultimi 10 minuti scarsi di gioco in porta per la Women Roma ci sarà la classe 2004 Elisa Farinelli, secondo portiere della formazione giallorossa, che ha sostituito Sestari per questo appunto ultimo quarto di gara. Tampa prima perde palla, poi la recupera su Melissa Barban, secondo Lattanzio in modo irregolare, e quindi è il primo fallo dopo a 9 minuti, poco più dal termine del match, primo fallo di questo secondo tempo all'indirizzo di una giocatrice della Women Roma, nella fattispecie Tampa. Palla verso Neroni, Neroni ben servita da Tampa e scivolata alle spalle della difesa rossonera, calcia di prima intenzione con il piattone destro davanti a Zardini, calciando fuori però, vicina al 6-0, al punto del set praticamente la Women Roma. Si resta sullo 0-5, punteggio fissato poco fa dalla rete di Bertè. Barban, Melissa Barban cerca di azionare Maretti dal lato destro dell'attacco rossonero, senza fortuna. Attenzione a Vanelli, può ripartire la Women Roma con Neroni, ancora a rimorchio da Gabi Vanelli, ancora da Neroni, duettano bene le due, con la pressione poi di Evelyn vincente proprio su Neroni. Evelyn che poi perde palla, attenzione a Tampa che ha un po' di spazio, Tampa verso Cortés che da 2 passi colpisce una clamorosa traversa, Zardini battuta, palla persa in zona sanguinosa da parte di Evelyn, possesso recuperato e riciclato da Tampa, che intelligentemente va a fintare il tiro e a servire sul secondo palo in diagonale Cortés, forse troppo sicura di depositare il pallone in rete, a scavalcare Zardini con un leggero tocco sotto, ma a colpire davvero da 1 metro dalla porta la traversa interna, palla che poi sbatte e scende rimbalzando al di qua della riga di porta, e dunque si resta sullo 0-5 con la Women Roma però insidiosamente, pericolosamente, minacciosamente vicino in più occasioni al 0-6, prima con Neroni, poi con Cortés che coglie la traversa, ora nuovamente con la scatenata, e lo ricordiamo un'altra volta, migliore in campo Gabi Vanelli con il destro verso il primo palo, ci ha messo una pezza ancora Zardini, e poi il gran gol da parte di Leti Cortés che sbaglia a 1 metro dalla porta colpendo la traversa, e poi fa partire un destro bellissimo che va ad incastonarsi sotto l'incrocio dei pali opposto. 0-6. La rete dunque di Letizia Martín Cortés, classe 88 spagnola, ex Tiki Taka e Falconara, per restare solo alle sue ultime esperienze. Per lei è il secondo gol stagionale, 0-6 al Pala Lupatotina, con il punteggio che sta diventando ora un po' troppo severo, mi sento di dire, per l'Audace Verona, che comunque, nonostante il netto gap fisico, atletico, tecnico e tattico nei confronti della
Women Roma è riuscita comunque a limitare le marcature della squadra di Celi Gallardo. Gran gol comunque di Leti Cortés, che aveva sbagliato un gol molto più semplice pochi secondi prima sull'assist di Tampa, e poi sulla battuta del corner è andata a calciare, attenzione a Vanelli che calcia, Evelyn si sostituisce, anticipa l'intervento di Zardini, può ripartire con il break Maretti, però praticamente triplicata, mangiata da Vanelli, Cortés e Tampa. È proprio Tampa a recuperare palla, poi la perde nel tentativo di disimpegno, la recupera proprio la numero 5 ex Bitonto, e poi Cortés da Farinelli per il disimpegno. Women Roma, dicevamo, Cortés aveva sbagliato a 2 passi dalla porta sull'assist di Tampa, cogliendo la traversa con un tocco sotto a superare Zardini, traversa interna e palla che aveva sbattuto di qua della linea di porta. Fallo nel frattempo di Evelyn ai danni di Vanelli, primo fallo della ripresa anche per l'Audace Verona. E poi ha segnato un gol molto più difficile, molto più bello anche, con un destro di prima intenzione d'incontro sul battuta del corner all'indietro, gran destro al volo, palla che va ad infilarsi, ad incastonarsi come una gemma sotto l'incrocio dei pali, alla destra di una immobile e incolpevole Lucia Zardini. Sono entrati negli ultimi 7 minuti di gioco, che è il palo Patatini, 6:52 al termine del match per la precisione. 3 gol per tempo per il momento per la Women Roma, ancora pressing alto da parte di Evelyn su Vanelli, questa volta senza fallo, Farinelli a recuperare il pallone, palla verso Bertè da parte di Ceccobelli, palla leggermente troppo lunga, chiede scusa la 4 all'indirizzo della 8, che comunque il pollice alto va a dimostrare di aver apprezzato il tentativo della compagna. Bello stop volante da parte di Melissa Barban sul rilancio direttamente di Maretti verso Natascia Barban, palla poi troppo lunga da parte della 26 di ritorno dalla 9, e Farinelli che va a proteggere in uscita la rimessa dal fondo della numero 7, la stessa giocatrice con la maglia numero 7 ad aver già operato la rimessa dal fondo. Vanelli ha un po' di spazio, Vanelli in diagonale, praticamente Praticò la toglie dalla porta, se non vado errato. Andiamo a rivedere con il tentativo da parte di Vanelli in diagonale con il destro, Zardini superata, non so se sia stato il tocco di Praticò quando ormai il pallone era destinato in fondo alla rete, o forse no. Comunque si resta sullo 0-6, ma si resta con la Women Roma proiettata in avanti e sempre ad occupare stabilmente la metà campo rossonera, oggi giallo-blu. Praticò ha provato a destreggiarsi tra Evelyn e Maretti, è proprio l'ex Bagnolo a fermarla, a mettere in fallo laterale, rimessa di cui si incaricherà Bertè, all'indietro da Praticò, una doppia deviazione, prima di Evelyn, poi di Natascia Barban, quella decisiva e definitiva, proprio quella della numero 26, 0-7 al 15°. Ha segnato dunque anche Silvia Praticò, ex Vigor Lamezia e Falconara, soprattutto ex Ocasa Falconara, maglia con cui ha scritto pagine di storia del futsal italiano degli ultimi anni. Attenzione al gol dell'Audace Calcio a 5 Verona, il primo in carriera in Serie A per Federica Santi, che punisce l'errato disimpegno della Women Roma, punisce l'incomprensione tra Bertè e Farinelli e va a firmare l'1-7 per il meritato premio a una Audace Verona che, nonostante appunto l'inferiorità rispetto all'avversario, oggi ha mostrato quantomeno un carattere, un atteggiamento diverso rispetto alle prime partite contro Falconara e CMB, ovvero sia le altre due big del campionato affrontate. Ci prova con il mancino la stessa Bertè, trovando la deviazione di una giocatrice dell'Audace Verona, Praticò, la giocatrice che poco prima aveva firmato lo 0-7. Ceccobelli con la suola verso Praticò, a metà strada tra Praticò e Bertè, è proprio Santi ad intervenire e per un attimo ad alleggerire la pressione.
Masini, ha servito Ceccobelli, che poi cerca di ricevere il pallone di ritorno da Bertè. Rimessa laterale in favore della Women Roma con Bertè che calcia, su di lei il muro da parte di Evelyn che recupera poi palla, può ripartire ancora Evelyn palla sul destro, Evelyn calcia in condizioni non ottimali di equilibrio e coordinazione, non ci sono deviazioni, la palla appunto senza sporcatura da parte della difesa giallorossa è andata direttamente sul fondo per la rimessa dunque dal fondo da parte di Elisa Farinelli. Disimpegno errato in precedenza per la numero 7 classe 2004 che non si era intesa con Bertè, palla l'aveva superata, la più lesta ad approfittare dell'errore è stata Federica Santi e dunque l'ex Boca Junior che ha firmato la terza rete stagionale dell'Audace Verona, l'1-7 oggi, il primo gol in carriera in Serie A. Quindi dopo le reti in questa stagione, tutte nella sfida della terza giornata a Montesilvano, al Palla Roma di Montesilvano di Natascia Barban e Evelyn Luana Tosetto, anche la prima gioia stagionale per Federica Santi. Ceccobelli, anzi Masini, torna proprio da Ceccobelli, 3 minuti e 48 secondi, Audace che ha trovato, dicevamo, il gol della bandiera e un premio, una soddisfazione meritata per quanto mostrato oggi fin qui, nonostante il punteggio appunto poi fosse sullo 0-7. Sempre per l'atteggiamento e per la personalità mostrata in campo rispetto a un avversario superiore. Bertè, calcio d'angolo in favore della Women Roma, scambio nello stetto con Ceccobelli, il numero 4 che poi torna da Praticò, ancora la numero 10, ex Casa Falconara, Ceccobelli in mezzo a due avversarie. Bertè va a commettere fallo su Natascia Barban, il secondo della Women Roma in questa ripresa, avvicendamento poi tra le due gemelle Barban, esce Natascia, rientra Melissa, cambio ordinato da Andrea Rossi che poco fa aveva inserito anche Beatrice Ferrari, che vediamo ora in campo con il pallone tra le mani, posizionarlo nel punto corretto di battuta e procedere alla battuta appunto della punizione. Santi controlla bene, serve all'indietro Evelyn, ancora con la suola verso la numero 95, autrice della rete odierna dell'Audace Verona. Gioca bene in questo fraseggio l'Audace Verona con Barban, Melissa da Evelyn, non controlla bene però Ferrari, anticipata quindi a questo punto da Praticò. Triplo cambio, forse anche quadruplo cambio per Seri Gaiardo che cambia tutto il quartetto di movimento davanti a Farinelli. Rientrano Lucentini, Cortés, Vanelli e Tampa. È proprio Tampa a guadagnare metri, a rompere una pressione. Attenzione a Melissa Barban davanti a Farinelli da sola. Barban che va però a cercare un tentativo di pallonetto che non si conclude nel migliore dei modi. È una grande occasione per la numero 9 che non è riuscita però ad inquadrare lo specchio della porta, palla che va a superare la traversa. Grande occasione per il 2-7 per l'Audace Verona. Melissa Barban vicina alla prima gioia personale in Serie A, prima gioia in Serie A trovata dalla gemella Natascia nel match di sabato scorso sul campo del Montesilvano. Melissa invece a tu per tu con Farinelli non è riuscita ad inquadrare lo specchio della porta con un tocco sotto, uno scavetto. Nel frattempo Evelyn non va ad inquadrare la porta dalla distanza con il destro, tentativo a raso terra in diagonale che però si perde sul fondo, lontano dai pali della porta difesa da Farinelli. Farinelli che poco fa appunto ha fronteggiato in 1 contro 1 Melissa Barban, dicevamo un scavetto troppo alto però in cui non ha dosato la forza della conclusione Melissa Barban, palla che si è appunto alzata e ha superato la traversa. Nel frattempo poi al termine dell'azione ammonita per proteste Tampa, primo cartellino giallo di questa partita per proteste a poco più di 2 minuti dal termine. Tampa lascia sul posto
Melissa Barban, che poi va a cercare di perfezionare il disimpegno, molto brava Vanelli, e poi un tentativo da parte di Lucentini, che liscia il pallone, guadagna però poi in pressione su Ferrari la rimessa laterale in zona offensiva. 100 secondi al termine della gara al Pala Lupatotina. Andrà in archivio dunque la quarta giornata della Serie A Tesis 2025-2026, questa ultima gara in programma appunto tra Audace, Verona e Women Roma. Andremo poi a dare il quadro dei risultati e la nuova classifica al termine di questo quarto turno. Vanelli allarga per il tentativo da parte di Giulia Vadalà, l'ex Lazio, classe 2007. Qualche minuto in chiusura di gara anche per lei sul parquet concesso da Seri Gaiardo. Vanelli all'indietro da Leti Cortés, che fa scorrere, attende che il pallone sia giunto nella metà campo difensiva prima di raccogliere. Ancora Vanelli, palla sul destro, altra traversa colpita da Vanelli davvero oggi con due piedi davvero al fulmicotone, sia con il mancino che con il destro. Una traversa colpita meno di un minuto dopo l'inizio della gara, dopo meno di un minuto all'interno del primo minuto di gioco, e poi questa traversa colpita a poco più di un minuto dal termine della gara, di tutta la gara del secondo tempo. 2 gol nel corso del primo tempo, un assist sempre a Ceccobelli nel corso della prima frazione di gioco, ispiratrice di tutte e 3 le reti del primo tempo della squadra di Gaiardo, e poi davvero tante altre occasioni per quella che è stata indiscutibilmente la migliore in campo. Cortés chiude avanti la Women Roma, brava Melissa Barban a interrompere l'azione di Vanelli, che cercava di saltarla all'interno con il mancino. Rimessa laterale dal lato destro del fronte offensivo giallo-rosso proprio per la Women Roma. Cortés torna da Vanelli, che le aveva servito il pallone nella battuta della rimessa laterale, all'indietro direttamente da Farinelli, che guadagna all'interno del cerchio di centrocampo la metà campo offensiva. Ancora la classe 2004 che osserva la disposizione delle compagne, allarga sulla sinistra per Cortés, ancora Vadalà che controlla il pallone, su di lei in pressione a mettere fuori in fallo laterale Ferrari. Mancano 2 secondi, si sta per esaurire dunque il match del Pala Lupatotina. All'inizio da Vanelli, che prova, giusto per non farsi mancare nulla, anche un'ultima conclusione. Finisce qui con la sirena finale al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto. La Women Roma torna alla vittoria dopo lo stop della settimana scorsa per mano del CMB Futsal Team, batte 7-1 l'Audace Calcio a 5 Verona. Le reti nel primo tempo, la doppietta di Gabi Vanelli e il gol di Ilaria Ceccobelli. Nella ripresa, nell'ordine, Tampa, Bertè, Cortés e Praticò. E Praticò, quindi doppietta di Gabi Vanelli e reti singole di Ceccobelli, Tampa, Bertè, Leti Cortés e Silvia Praticò. Per l'Audace la rete meritatissima della bandiera da parte di Federica Santi. 1-7 dunque, Audace Verona che resta inchiodata a un punto in classifica dopo 4 giornate, un punto conquistato settimana scorsa sul parquet del Pala Roma di Montesilvano, 2-2 contro il Montesilvano Futsal Club. La Women Roma di Seri Gaiardo, che invece dopo le 2 vittorie contro Tiki Taka e Lazio e la sconfitta rimediata contro il CMB al Pala Pertini di Fiano Romano domenica scorsa, torna alla vittoria e guadagna quota 9 in classifica. Il quadro dei risultati del primo di questo turno della quarta giornata di Serie A: Lazio Bitonto 0-4, Tiki Taka Montesilvano 3-0, CMB Ocasa Falconara 3-2, oggi Kickoff Molfetta 3-2, Cagliari Soccer Altamura 2-3 e appunto Audace Verona Women Roma 1-7 dopo 4 turni a comandare la classifica a punteggio pieno, 12 punti, 4 vittorie su 4 partite il CMB Futsal Team, seguito dal Bitonto a 10, Falconara e Women Roma a 9. A seguire poi Altamura 7, Lazio e Kickoff 6, Tiki Taka 4, Cagliari 3. A chiudere Montesilvano e Audace Verona con 1 e Femminile Molfetta, che avrebbe un punto ma per effetto della penalizzazione di 3 punti si trova
come fanalino di coda solitario a -2. Nella prossima giornata il quinto turno delle Serie A Tesis 2025-2026, ad aprire il programma il match tra Montesilvano Futsal Club e Ocasa Falconara sabato prossimo 18 ottobre alle 17, il resto del programma domenica alle 15 kick-off Lazio, alle 16 Audace Verona ospite del femminile Molfetta e Women Roma che invece ospiterà al Pala Pertini il Cagliari, a chiudere alle 17:30 Soccer Altamura Tiki Taka e alle 18 Bitonto CMB Futsal Team, autentico big match tra la seconda e la prima, a chiudere proprio il quinto turno. Io ringrazio FP Video Production e Federico Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci per i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.